Quinta edizione della premiazione del premio teatrale delle due Sicilie, come edizione di premio alla 19ª edizione. Il premio, il Festival delle due Sicilie, di fatto però ospita compagnie da Roma in giù. E adesso passo la parola al dottor Musumeci per un intervento. Tengo a sottolineare il premio che fa Botano. Ormai sono 19 anni. La peculiarità di questo premio, a mio avviso, è quella di riuscire a coinvolgere soprattutto i giovani, perché spesso con il fatto della cultura del Covid si è sentito dire che la cultura non fa mangiare, non dà il pane. Ed è un concetto molto sbagliato. Vedere poi che dei giovani invece si appassionano alla cultura e scoprono anche radici, nel caso specifico dialettali, io che ormai non ho più 20 anni, ne ho qualcuno in più, mi dà una speranza soprattutto per i miei nipoti. Allora, se ci si impegna vuol dire che si può andare avanti e si può creare una nuova società. Quindi complimenti a voi che avete partecipato a questo premio e soprattutto un applauso, anche se virtuale, a Botano, perché ogni anno con grande sacrificio si gioca la sua professionalità e la sua passione per portare avanti un premio che è dedicato al padre, ma un premio che punta soprattutto sulla voglia di crescere dei giovani. Invito l'amico Peppe Martorano, anche lui a fare una riflessione. Ho seguito il tuo parlare, le tue sensazioni, le tue emozioni, anche quelle del dottore Musumeci, e li condivido in pieno, anche perché il teatro è un rapporto umano. Questa pandemia speriamo che finisce presto, affinché si possa ritornare nuovamente nei teatri per sentire il calore delle persone e soprattutto la partecipazione. Questa pandemia ci ha un po' allontanato dai rapporti umani e quelli che l'uomo ha bisogno, anche per sentirsi riscaldato. La presenza ti aiuta a non essere solo, a sentirti soprattutto sul palco del teatro protagonista insieme agli spettatori che vengono al teatro. Hai detto cose sagge, ma fa parte del tuo modo di essere, della tua saggezza. Chi ti conosce ti apprezza per la spontaneità, per la genuinità, per la passione, per la voglia di fare, e lo dimostri sempre in ogni momento della tua vita e soprattutto anche qui stasera. Io ho accettato l'invito con grande piacere e nello stesso tempo ho apprezzato le cose belle che hai detto, soprattutto la partecipazione dei giovani. Se vogliamo crescere per lasciare un segno importante, bisogna partire dai ragazzi, perché loro si devono strutturare e nello stesso tempo possono cambiare le cose. Noi alla nostra età difficilmente riusciamo a cambiare noi stessi per cambiare le cose. Grazie a te, adesso fermato qua tutti e due, così facciamo la premiazione, queste sono 3 premi e consegniamo uno ciascuno. Allora, io consegno il premio dell'anno scorso, richiesto la motivazione. Questa non può stare capito in qualche maniera. Mettiamoci la chiave. Allora, 17ª internazionale giornalismo artisti Cino Botano, Festival delle due Sicilie anno 2020. Miglior scenografia, Casa Campagna, I Frastornati, scritte per luce scandite non solo dalle parole e dai gesti,
ma anche dagli oggetti, dai costumi e soprattutto dalle scene. Associazione culturale Teatro del Mediterraneo, Reggio Calabria, 6 febbraio 2021, la data d'oggi, ma il premio è quello dell'anno scorso. Quindi chi ne voglia ritirare, sì, io la taglio, quindi non potevo fare. Aspetta, fate la foto, girate la parte. Chi ottiene la cosa è più giovane. Con l'augurio di vederci il prossimo anno. In ogni caso sia premiato nome. Grazie, grazie a voi. Premio Gino Patrano, Festival delle Due Sicilie, anno 2021. Miglior compagnia pastornate, pani, amore e tumpolate. Passione e tradizione in un ensemble che riesce ad attualizzare il repertorio comico delle maschere mediterranee e seguendo una delle lingue più diffuse del Mediterraneo. Associazione Culturale Teatro del Mediterraneo, Reggio Calabria, 6 novembre 2021. Consegna Peppe Martorello. Mediterranea Esperienza Festival delle Sicilie 2021, miglior spettacolo, pani, amore e tumpolate, i frastornati, per una interpretazione morale appassionata che tocca le corde del cuore e dell'intelletto con una performance che riporta il riso in un contesto al tempo stesso universale e mediterraneo. Associazione Culturale Teatro del Mediterraneo, Reggio Calabria, 6 novembre 2021. Chi ritira? Questo magari vediamo insieme. E questo lo consegna il dottore Muscini. Di solito si fa così. Complimenti, Quindi io vi ringrazio tutti, ringrazio i cameraman per essere stati 2 giorni con noi, con l'augurio che il prossimo anno saremo tutti qua, possibilmente senza mascherine. Quindi grazie e buonasera a tutti.